Abbiamo circa 46.000 posizioni di lavoro disponibili nelle aziende che hanno l'obbligo della legge 68, quindi che hanno più di 15 dipendenti, e abbiamo più di 35.000 lavoratori con disabilità che sono inseriti all'interno del sistema economico. Sul versante invece della disoccupazione abbiamo più o meno 23.000 lavoratori con disabilità, però molti di questi hanno disabilità complesse e un terzo di questi si sono candidati per le attività legate all'incontro domanda-offerta. Devo dire che le imprese nel tempo hanno aumentato la disponibilità sia all'assunzione che sia diretta che indiretta attraverso i meccanismi dell'utilizzo della cooperazione sociale di tipo B, che consente di scambiare una piccola quota di obbligo di assunzione attraverso percorsi di lavoro che vengono svolti presso la cooperativa sociale. Però ci sono anche molte aziende che cominciano a utilizzare, ad assumere in misura maggiore rispetto all'obbligo per ragioni di tipo diciamo di cultura e quindi di reputazione, e questo è un fenomeno che vediamo crescere nel tempo. Il sistema dei centri per l'impiego di Veneto Lavoro ha lo scopo di presidiare tutte le aziende che hanno sopra i 15 dipendenti e di conseguenza hanno l'obbligo dell'assunzione chi 1, chi 2, chi fino al 7% sopra i 50 dipendenti. E quindi il lavoro che i centri per l'impiego fanno è di monitorare ciascuna impresa e con le imprese definire, laddove ci siano delle difficoltà, degli accordi di programma che possono appunto definire un piano di assunzione che può passare attraverso un percorso di tirocinio e poi successivamente un percorso di assunzione. Diciamo che noi teniamo il contatto stabile con le 35.000 imprese che in questo momento sono oggetto di obbligo di assunzione.